È un mercato che vive di paradossi, quello del lavoro. Se da un lato il quadro geopolitico accelera crisi anche improvvise, Electrolux il caso più eclatante, dall'altro i lavoratori per le nuove posizioni sono sempre più introvabili. E questo nel vero senso della parola, visto che l'ultimo report della CGIA di Mestre certifica come un colloquio di lavoro su 3 salti perché nessun candidato si presenta alle selezioni, ufficialmente dispersi all'ultimo miglio. In Veneto su circa 525.000 entrate previste nel 2025, quasi 176.000 sono rimaste in sospeso. Con sempre meno giovani che si affacciano per la prima volta nel mercato del lavoro, l'assenza di candidati è destinata a diventare un problema molto serio, soprattutto per le piccole imprese del Veneto che rispetto alle medie e alle grandi hanno una capacità attrattiva inferiore. Questione di dimensione aziendale, ma anche di attrattività dei singoli territori. Se la mancanza di candidati in Veneto incide mediamente per il 33,5%, la maglia nera se la giudica Belluno, dove ci si attesta al 37,7%, seguono Rovigo 36,8% e Treviso 34,6%. Qui, nel capoluogo della Marca, ne sa qualcosa Andrea Penzoiello, titolare di un locale in centro. È successo più di una volta appunto che a colloquio fissato dovessimo poi fare alcune chiamate per capire dove era il candidato e a volte venire addirittura bloccati o comunque non ricevere risposte. Fotografia a cui segue una riflessione che riguarda tutti, nessuno escluso. Non tutti i datori di lavoro si sono sempre comportati in maniera corretta verso i propri dipendenti. Noi stessi siamo stati dipendenti prima di essere datori di lavoro e abbiamo vissuto situazioni anche borderline. C'è però da dire che noi come azienda da diversi anni ormai non assumiamo nessuno in apprendistato, non assumiamo nessuno in stage, offriamo solo contratti qualificati, offriamo bonus. Ma anche questo non basta, con la CGIA che rilancia su formazione tecnica, dialogo impresa e scuola e poi i salari, l'esempio è lampante. Quello che gli viene in tasca è sicuramente risicato, quello che noi spendiamo per un ragazzo non è per niente risicato, noi spendiamo più di 3.000 euro al mese per una persona che poi porta a casa 1.600 e 1.700 netti. Quindi sicuramente se si riuscisse a detassare in parte il costo del lavoro arriverebbero molti più soldi.